Presidente Micheli, si sta parlando per il momento di un turismo italiano, addirittura in prima fase regionale su territorio più che di grandi spostamenti. Multinazionali del settore turistico parlano di turismo Europa su Europa, per dire, scavalcando Schengen, con la possibilità appunto di scavalcare i confini di Schengen, e comunque dicono Italia su Italia senza dubbio potrà essere avvantaggiata, e molti ci vedono messi bene tutto sommato questi, queste grandi aziende del settore, questi multinazionali del settore turistico che investono, e quindi non la vedono proprio così male, perché dice noi siamo comunque un territorio di richiamo, Italia su Italia, territorio su territorio, Veneto su Veneto, che ha le varie offerte perché offre montagna, mare, città d'arte, un po' tutto, con tutti i veneti che comunque avranno anche voglia di uscire, non dovrebbe essere così tragica. Non la vede così? Allora, prima lei aveva detto una cosa, vedono Italia su Italia e poco estero. Consideri che il 60% della clientela del Veneto, il 50% a livello nazionale, ma il 60% nel Veneto è straniera. Però i veneti andavano via. Sì, per carità, quelli che andavano via, molto probabilmente chi andava alle Maldive tornava alle Maldive. No? Ma adesso non si potrà più andare alle Maldive. Sì, ma va bene, il tema è, allora, 60% di clientela straniera, facciamo l'analisi per blocchi. Questo 60% scordiamocelo, cioè non è detto che non vedremo neanche un tedesco sulle nostre spiagge o nelle nostre città d'arte quest'estate, ma saranno cifre ridicole perché i grossi tour operator che spostano numeri considerevoli di persone un mese fa ci hanno scritto arrivederci, grazie, tenetevi le vostre camere, ci riparliamo per l'anno prossimo. Quindi questi hanno un'aliquota di mercato difficilmente quantificabile, perché non è che gli alberghi che ci sia una statistica delle camere messe a disposizione di tour operator da parte del singolo albergatore, però tararlo in un circa 20% del mercato straniero ovviamente è una cifra credibile, per certe strutture anche il 60%, per certe strutture meno, una media sul 20-25%, quindi cominciamo a togliere questi. Dopo, primo ministro austriaco, 10 giorni fa, cari austriaci, a casa, vacanze in Austria quest'anno. Io la mattina dopo ho ricevuto 12 disdette da clienti austriaci. Consideri che ne avevo ricevute 7 fino a quel momento in assoluto in un mese e mezzo. Ecco, ne ho ricevute 12 quella mattina. E continuano ovviamente. Ministro, non mi faccia venia, non ricordo quale ministro tedesco ha detto vacanze in Germania, e proprio ieri, ce l'ho qui sul telefonino, è uscito un altro ministro che ha detto ragazzi andate pure in vacanza tranquillamente in Nord Africa, e questo perché c'è una motivazione. I grossi gruppi che movimentano, la più grossa agenzia viaggi tour operator, chiamiamolo meglio, tedesco, movimenta 17 milioni di tedeschi, più altri milioni in tutto il resto di Europa. Questi hanno dei contratti vuoto per pieno in quei paesi, per cui sarebbero chiamati a pagare le penali. Allora hanno fatto pressione sul governo affinché il governo dicesse andate in Egitto, andate in Marocco, andate in Nord Africa, capisce? Quindi tour operator, capitolo chiuso. I privati che venivano in aereo, ragazzi, quest'estate si vedrà zero gente perché gli aerei saranno costretti alle normative Covid, per cui credo che, come ha detto l'amministratore delegato di Ryanair, io non li faccio decollare gli aerei se devo farli viaggiare con 60 passeggeri anziché 180. È economicamente non conveniente, ammesso e non concesso che li facciano viaggiare, venire da noi non costerà più 150 euro ma costerà 1000 euro, e allora la vedo difficile. Quindi tutta questa clientela è fuori dal mercato. La clientela che può venire da noi è quella che viene in automobile personalmente, ed è per carità una parte consistente di clientela. Però a oggi, perché lei mi sta chiedendo la fotografia a oggi e io non ho la sfera di cristallo per sapere come saranno le cose, a oggi il ragionamento è: noi siamo partiti un mese e mezzo prima della Germania, per esempio, dell'Austria, degli altri paesi, sto citando quelli che ci portano più turisti. Okay? E noi siamo ancora ripartiti. O 2 mesi addirittura rispetto alla Polonia, a altri paesi, all'Ungheria, eccetera.
Questi finiranno forzatamente le loro normative, le loro regole 1 mese e mezzo, 2 mesi dopo di noi. Ora, se No, le hanno già in finite Italia... realmente, hanno già ripreso loro. Certo, però Ci stanno bruciando. di fatto le frontiere sono chiuse. Sì, quello Di sì. fatto, se un tedesco viene 2 giorni qua in Va Italia, in quarantena. torna a casa e deve farsi 14 giorni di quarantena. Posto che la vacanza media ormai è per gli stranieri intorno ai 6 giorni, come media, lei capisce che è un po' seccante farsi 6 giorni di quarantena. Poi ci potremmo addirittura trovare nella condizione in cui, appunto, siccome loro partiti dopo di noi, arriveranno dopo di noi, che il governo italiano legittimamente anche manterrà la chiusura delle frontiere per una questione di sicurezza Covid. Quindi gli stranieri, quest'estate, signori, tenga presente che in Germania vale la stessa cosa dell'Italia, quel poco di quarantena che hanno fatto in Germania, ma comunque l'hanno fatta, gli operai della Volkswagen si sono bruciati le ferie, quindi non hanno ferie neanche loro ad agosto, e le aziende tedesche, giustamente, come quelle italiane, hanno già annunciato che lavoreranno ad agosto. Questo per capitolo stranieri. Capitolo italiani, e vedo di farla in breve, tagliando con la mannaia in 2, diciamo che il 50% della nostra clientela sono lavoratori dipendenti e il 50% siano piccoli imprenditori, liberi professionisti, imprenditori in genere, artigiani, eccetera. Che adesso non nuoteranno nell'oro. Brava. Il 50% che è lavoratore dipendente si è bruciato le ferie. Comunque, se anche non si è bruciato le ferie, con i soldini che ha preso di cassa integrazione in questo periodo, non è che ha di che scialare e andare in vacanza alla grande. L'altro 50%, sempre ripeto, sono cifre buttate lì giusto per... Ha preso 600 euro se tutto va bene. Mi ha chiamato l'altro giorno un amico avvocato, ma è l'ennesimo che mi chiama. I commercialisti, gli avvocati, sono 2 mesi che non incassano un euro, non li incasseranno neanche per i prossimi 2 mesi, perché poi teniamo presente, quando si innescano queste crisi, una delle prime conseguenze economiche è che nessuno paga più nessuno. Sì, sì. Per cui questa sarà gente che è arrivata al mese di luglio-agosto non avrà i soldi per fare le vacanze. Conseguentemente lei capisce che, allora, vista con un minimo di analisi, la situazione è molto più simile a come la dipingo io che a come la dipingono quelli che... No, ma infatti anche molte persone certo sono in attesa delle grandi offerte, gli alberghi avranno bisogno di turisti e quindi faranno le grandi offerte, quindi questo aspettano. Quello che stiamo dicendo invece a tutto il mio settore è: tenete duro sul discorso delle offerte, perché già sarà una stagione disgraziata, già sarà una stagione nella quale andrete a rimettere. Se ancora vi scannate l'uno con l'altro, 10 euro di sconto, 20 euro di sconto, 30 euro di sconto, non ne tirate fuori le penne. Io ho il dovere per la mia categoria di sperare, auspicare e adoperarmi perché nel 2021 siano aperti tutti gli alberghi che erano aperti l'anno scorso, tutti i ristoranti e tutti i villaggi turistici, con gli stessi imprenditori che li hanno chiusi nel 2019. Chiaro. Presidente, io la ringrazio, dobbiamo terminare perché siamo giunti, il tempo è volato letteralmente. Allora, detto questo, ci riaggiorneremo perché magari terminato questo lockdown, chissà che la stagione un po' più avanzata si possano fare altri ragionamenti. Intanto buon lavoro naturalmente con le scartoffie che ne ha e con le varie riunioni di categoria. Grazie ancora a voi telespettatori, buona serata e noi come sempre ci ritroviamo e ci riaggiorniamo domani con un altro tema.